Le puntine sparse sul mappamondo, un tempo erano case, un confine profondo, ma l'aria si muove, la voce si perde, tra l'ombra dei faggi e le terre più verdi. Non sono più porti, ma fili d'argento che uniscono i morti, i vivi che cercano un nome straniero, in un orizzonte che sembra più vero. Le puntine del mondo ora possono chiamarsi The Pins of the World, perché qui si parla inglese. The Pins of the World, the Pins of the World. Il battito antico rinasce e si accende in un eco globale che tutto comprende. Si fondono i timbri svaniti in un Atlante di sogni lucidi e uniti. Non parlo la lingua che il nonno ha lasciato, ma sento lo stesso il suo passo ritmato. Dal Veneto alle Highlands un unico suono, le puntine del mondo ora un peso non hanno, volano alte nel vento d'argento, oltre la nebbia e lo scorrere lento. Buongiorno Italia, ex Italia. Per quanto non ti stia facendo vedere il centro, siamo comunque ad Irvine, che era all'epoca il porto di Glasgow. Anche questa città, un tempo borgo medievale, fu fondata attorno al 1200-1240. Che bei laghetti, che bel risveglio disneyano. C'era un cucciolo di coniglietto senza testa. Guarda, ti ricordi dove siamo? Quello è il drago protettore della città di Irvine. Sono un po' cartone animato, però non è un'opera antica, risale agli anni 90. Direi che non fanno da cagare queste ciclabili. Ma dove? E vabbè, ce la fa! Ovviamente queste sono tutte piante con le spine molto fine ed affilate, giusto per non farci mai mancare nulla. Aperta parentesi, sono fuori traccia. Senza questa? No, guarda, le statue dei Bull Terrier con le ali. Che brosa, fioi ogni mattina. Arate, questo è il museo marittimo e questo è un edificio con i spunzotti. L'ennesima chiesa abbandonata, guarda con le vetrate rotte, figata, guarda, assurdo, aspetta che mi coppo, guarda che roba. Vedi Simba, un giorno tutto questo sarà dei musulmani. Non riesco a attraversare il ponte, forse bisogna andare di qua. Non chiedetemi niente, fioi, non chiedetemi niente. Guarda che spettacoli di ciclabili, semplici, rilassanti, in mezzo a questo torrente che loro chiamano fiume. Questa alle mie spalle è la Old Irvine Parish Church. Non mi sono mai informato su cos'è una Parish Church. Parish, mi sa tanto di parigina. La sensazione, fioi, è veramente strana, nel senso che ci sono di quei colori un po' sbiaditi, strani, è tutto strano l'ambiente. Qua è tutto strano, c'è anche la forma di questa chiesa che alimenta ancora di più questa percezione di stranezza. Non una stranezza stravolgente, che discorsi, che mancaria. Just stranezza, semplicemente stranezza. Ok, io credo che racconterò qui, sotto quest'albero in fiore, di quel particolare, in fondo anche un po' magico momento che ho vissuto ieri qui ad Ayr, cioè lì ad Ayr. Allora, premesso, ero andato alla ricerca di Piero e di Lio. Chi è Piero? Piero era il mio ex titolare del posto di lavoro dove lavoravo 25 anni fa qua ad Ayr, e lui era di origini italiane, dalle parti del Lazio.
me lo ricordo sempre per i suoi porca Maumetta, diciamo, ecco, porca Maumetta. Poi c'era Lio. Lio era un vecchietto che lavorava anche lui lì in ristorante, un vecchietto con tutto rispetto, insomma all'epoca aveva già più di 70 anni. In Scozia, come posso spiegarti, soprattutto in certi paesini non ci sono molte distrazioni, all'epoca probabilmente sai non c'era neanche internet, tutti quegli infiniti canali televisivi e via discorrendo, e quindi insomma c'era infinitamente più possibilità di interlacciare rapporti umani, quindi di legare con le persone. E insomma io con Lio legai, insomma ecco, si era un po' alla fine una famiglia, insomma, diciamoli, e di Lio ho sempre questa immagine sconvolgente, cioè sconvolgente, piacevolmente sconvolgente, di quando si mise a piangere l'ultimo giorno, insomma, che io fui lì in Scozia, insomma, ecco. Prova a dire Maindrio. I soldati durante la guerra che hanno in Italia. Anche Black Panther Cup. Soldati che hanno in Italia. Oh, ma quanto di Togli le mani di dosso. Bla bla bla. Bla bla bla. Quindi sì, sono cose belle, cose forti, sono legami, come vedi, indissolubili che si creano qui in questa terra magica. E allora vabbè, cosa succede? Sono andato al ristorante dove lavoravo, che ora è un Air India, è gestito da indiani, i quali molto simpatici mi hanno fatto fare il giro del ristorante, mi hanno portato dentro le cucine e tutto quanto, dopo aver saputo la storia, no? E poi mi ha detto: guarda, ti do l'indirizzo, come hai visto una puntata precedente o in questa, non lo so, come monterò i video, come hai visto sono andato alla ricerca con questo indirizzo della casa De Piero, perché loro avevano solo quella, non c'erano numeri di telefono, non c'era niente. Io manco avevo numeri di telefono di nessuno, perché all'epoca, sai, non si usava. Insomma, cerca e ricerca, alla fine l'indirizzo era sbagliato, ma sai com'è, lì la gente è tutta molto socievole, cordiale, diciamo, è brutto dire attaccabottone, però è per farti capire, ok, il livello di socievolezza. Nel senso, perché veramente è difficile per me trovare altri sinonimi in questo momento, nel senso che è molto facile interagire, è molto facile parlare, è molto facile entrare in discorso, anzi è estremamente facile, ok? Quindi ho spiegato un attimo anche a loro e mi hanno detto: no, ma guarda, qui abita Simon, no, va che loro abitano, sì, ho capito, sono italiano, va che abitano di qua, dai, ti accompagna mio marito. Insomma, mi ha preso sto signore, mi ha portato fino dalla casa, insomma, busso, viene fuori un ragazzo giovane che io non ho riconosciuto, e dietro sto vecchietto che ormai che era Piero, no? E gli faccio: Piero, e lui sa un po' anche l'età, è un po' che non mi riconosceva, perché giustamente anch'io sono cambiato negli anni. Gli fa:
con quest'aria interrogativa, e io gli ho detto porca Maometa. So Yuri, no, bello, insomma. Poi abbiamo mandato il video saluto al mio collega Mauro e gli ho chiesto di Lio ormai ha più di 90 anni e non mi ha voluto dire tutti i dettagli, mi ha detto solo che Lio è molto malato. E quando più volte gli ho chiesto di andarlo a trovare, mi ha detto, cioè, facendomi intendere con lo sguardo, probabilmente non si sa che malattia o è in uno stadio avanzato, adesso non lo so. A me dispiace, non tanto per me, sai, ma per lui, perché mi sarebbe piaciuto fargli vedere che anche a lui c'è gente che lo pensa, no? Che lo ricorda. Speriamo che la voce gli arrivi, insomma, ecco, che magari sai, con le chiacchiere, sai, è venuto a trovarci Yuri, ha chiesto di te, io questo lo spero tanto perché non mi sono neanche ricordato di dirglielo a Piero, mi raccomando, fagli sapere a Lio. E vedi, quando non ci pensi alle cose, no? Quando le vivi senza pensarci, idem neanche noi, ho chiesto il numero di telefono, vedi, è così la vita, va bene, dai. Speriamo che vada in questo modo qua, che Lio sappia. Mi ha ricordato una delle sue massime, diciamo, filosofie di vita, aspetta che so posare qua sulla tomba, appunto, che mi diceva, e mi ha detto anche stavolta guardandovi, mi raccomando, goditi la vita, perché vedi poi, e si è indicato come per dire, vedi che poi si diventa vecchi, hai capito? E io ho detto, lo sto facendo. Se un giorno provi a rifare le mie tracce Komoot, ogni tanto ti chiedi ma dove sto andando, tu non preoccuparti, va tutto bene. Mamma mia, che cesa assurda, guarda che forma, cos'è sta roba? Io poi mi sono fatto mesi fa i tracciati, manco mi ricordo più, ma che roba, wow, è disabitata anche questa, guarda, vedi, abbandonata perché è tutto chiuso e lì al posto delle tratte hanno sigillato. Eccola, Trinity Church, è del 1863. Mi sarebbe piaciuto entrare, ma ho detto no, non portiamo il lucchetto, tanto questa è la periferia di Irvine. Qui alle mie spalle c'è l'ennesima statua dedicata a Robert Burns, che è il poeta nazionale. È quasi più, anzi senza quasi, è più famoso Robert Burns di William Wallace, in quanto giustamente è una figura politicamente più comoda, neutra. Vedi questo arbusto che ti dicevo, che lo trovi in tutta la Scozia, non so come si chiama, è questa specie di cespuglio, guarda, è questo, che poi fa i fioretti gialli, vedi? Ottosati, voglio ricordare una cosa, qui in Scozia, in una giornata, lo ripeto, l'ho già detto, tu puoi avere l'inverno, quello duro, quello tosto, quello freddo, l'autunno e la primavera, non credere a chi ti dice l'estate. Cosa significa? Devi avere sempre uno zainetto dietro per portarti via qualsiasi cosa, cioè K-Way, cioè tipo una giacca a vento, guanti, tutto quello che ci vuole, perché sai che poi magari fra un'ora morirai di caldo e quindi dovrai rimettere la roba in zaino. Il discorso del freddo io credo che ruoti principalmente attorno al vento, perché tipo oggi doveva essere una giornata estiva, ok, con le massime di 18 gradi. In realtà, cioè sì, è vero, sono 18 gradi, il Garmin, se stai fermo, te ne segna, vabbè, 15, però quest'aria gelida te ne fa percepire 4. C'è tanto verde, verde, grigio, verde, marron, verde. Io me le guardo sempre tutte, queste sono le famose panchine commemorative che ti dicevo, guarda che bella questa. Ben McClure è andato a pescare, ma è fantastica secondo me, cioè non è che è morto, è venuto a mancare, è scomparso, è andato a pescare. Questo magari era un appassionato di pesca, è andato a pescare, fantastico. Hanno proprio delle belle passeggiatine, però guarda. Oh, Joy! Mettiamo l'occhio se troviamo già qualche salmone, secondo me è presto perché siamo troppo al sud, oltre al periodo, però che erba cipollina, dov'è? Questa? Un odore molto simile,
è la Madonna, guarda qui cosa mi ero segnato, l'abbazia di Kilwinning, guarda, completamente ceduta. Adesso stanno ristrutturando quel campanile là, ma come puoi vedere ormai è tutto senza tetto, senza pareti. Guarda com'era una volta, pensa che questa è del 1162, sai di cosa stiamo parlando? Ha quasi 1000 anni, ragazzi. Pensa che qui alle mie spalle trovi la casa del caldo. Qua c'era scritto che era l'unica stanza di tutta l'abbazia a cui era permesso ai monaci accendere un fuoco, e quindi loro qui potevano, diciamo, dormire e scaldarsi. Ciò fa scena, fa molta scena, Cioè, renditi conto che siamo nello scheletro di un'antica abbazia del 1100 senza tetto, così all'aperto. Nel caso tu voglia farti questo tracciato e vedere anche l'abbazia di Kirr, cosa ha nome? La data che trovi su Komoot è il 29 aprile 2026 e qui siamo ad Irvine. È una squisitissima mattina. Quello che io apprezzo non è tanto questo ruscello e la ciclabile, perché guarda che ne abbiamo anche noi, è proprio l'ambientazione, la gente, hai capito, va di moda a dire il mood, no? E anche prima c'era un vecchietto che ha lasciato una bici da corsa da skate appoggiata al muro dell'abbazia e ha preso e è andato a farsi le foto. Voglio dire, non è che tutti se la possono permettere sta roba di lasciare la bici così e andare via senza legarla. Tu sei impegnato il cavallo. Oh, poretto, è vecchissimo questo, guarda che ha tutto il pelo bianco. Guarda i cavalli col pelo lungo, li hai tu mai visto? Guarda, le devo grattasse le baiotte sulla pianta. Altro che sei incastrato. Oh, se siete a fare? Guarda che misteri. Devo grattasse il culo con l'albero, neanche a anare. So, il cavallo che si grattava, non mancava. E anche oggi è una splendida giornata, se confrontata allo stereotipo primaverile. Ad ogni modo, fino alle 11 del mattino batti brocche, perché qua stai anche bene appunto dalle 11 alle 5-6 del pomeriggio, dopodiché ragazzi le temperature vanno giù fuori maniera. Guarda che bel cavallo, anche col cappottino, vedi tu? È un cavallo anni 70, guarda la zampa d'elefante. Ciao Fufo, tutti do qua adesso, sia il cavallo, ciao, che il Fufo, dimmi, ciao, aspetta che te caresso, so che ti te volevi un caresso, ecco. Allora, pardon? That's good, you're giving the horses some of your time. Yeah. Guarda quante bluebells, che sono le campanelle. Ti ricordo che sono il fiore tipico, quasi simbolico della Scozia. Uno pensa, no, quel fioretto rosso col puntino nero al centro, no, quello in realtà è il fiore dei morti, hai capito? Cioè sì, lo usano molto in Scozia simbolicamente, però ripeto è il fiore dei morti. Questo me l'aveva insegnato Lio all'epoca. E anche qua insistono a mettere tutti sti parchi senza spazzatori, cioè proprio sono ostinati proprio. Questo è il bosco di, guarda che spettacolo, proprio in mezzo al verde. Comunque questo è il bosco di Eglinton, è una natura molto pacifica, veramente è tutto molto molto pacifico. Questi sono i resti del castello di Eglinton, precisamente quello che è rimasto è la torre del castello. Il resto, guarda, adesso che è fondamentale, è normale qui in Scozia, in mezzo a prati o campi o lande desolate, deserte. Senti che poesia che mi viene su, Dio caro, trovare sti castelli piuttosto che le chiese, i cimiteri, le abbazie abbandonate. Porto a vedere sto castello, vamos! I resti del castello, guarda. Sì, sembra un peccato vedere ste grate. Cioè, sono più belli piuttosto i cartelli gialli della serie se muori è colpa tua, sono cazzi tuoi. Cosa vuoi che ti dica? Purtroppo, ripeto, va di moda sta roba della sicurezza e ora roviniamo i panorami. Oh, i midges, ma non credo siano midges, questi sono le loro zanzare, diciamo, sono diverse dalle nostre, sono tipo moscerini, però che quelli ti mangiano proprio la carne.
e non sono tanto simpatici quando sono troppi, insomma, ecco, che splendori di percorsi. Solo non ho visto la fauna locale indicata nei cartelli. Good morning. Che sta roba qua, che prati di campane blu, anche qua, the bluebells. Certo, qua non mi aspetto i magrebini che escono dall'angolo col coltello che ti chiedono i soldi o il telefonino. E devo dire, vabbè, che io sono uno tutto strano, tutto spostato, che un mondo senza maranza, secondo me, che ripeto, sono uno tutto strambo, è piacevole. Yuri, dove stai andando? Non preoccuparti. Look, abbiamo una sorta di Stonehenge in miniatura scozzese col famoso fioretto della morte che ti dicevo prima. Questo è segnato come Old Wood, il vecchio bosco. Spine. No, io dico solo una cosa, Fioi: pasta asciutta. Sì, cioè, è già mezzogiorno, a quest'ora, no, bella pasta asciutta, è già là che mi aspetta qua a sinistra. Con ogni persona, con ogni persona no, ho detto una cazzata, con moltissime delle persone che incontri per strada, tu ci butti giù un discorso e si preoccupano che anche tu ti stai godendo la giornata e ti chiedono, cioè, fantastico. Sulla strada del ritorno, diciamo che a Irvine, Fioi, come parcheggi camper ne hai un'infinità, sia vista mare in spiaggia che dentro terra, diciamo. Carina a Irvine, nulla di particolare, non mi ha entusiasmato, era d'obbligo per me in quanto era una dei paesini confinanti, quindi io tra le cose che dovevo fare nella mia vita, dovevo concludere nella mia vita, dovevo vedere tutto quello che avrei potuto fare attorno a casa e che non ho fatto perché ero sempre a pub, a tose, a feste e via discorrendo. L'ennesima via dedicata a Burns. Questo pittoresco paesino che vedi è sempre Irvine. Esattamente, è sempre Irvine. Quanti prati. Die cockals. Hallo? The cockals. Mamma mia, questi oscuranti sono un disastro, guarda. No, pensa sempre quello che si lamenta, a parte che la pancia la fanno sempre e comunque, cosa che quelli di Roberto proprio non fanno. Cioè, con un po' di sole, guarda come si stanno ultra attirando. Praticamente con il freddo, o meglio secondo me l'umido, si allargano fuori in maniera. E con un po' di sole, ora che robe, si stringono fino a robe non si strappano anche questi. Ah, vedi, cosa vuoi che ti dica? È così, Fioi, così. Cioè, praticamente per farli andare bene dovresti avere tipo 80 di quegli attacchi per gli elastici, per quando si allarga, per quando si stringe, per quando fa la pancia, per quando si alza, per quando si abbassa, per quando si attorciglia, mamma mia. I sit and wait. Does an angel contemplate my fate? And do they know the places where we go when we're gray and old? 'Cause I have been told that salvation lets their wings unfold
So when I'm lying in my bed, thoughts running through my head, and I feel that love is dead.